Buongiorno, ben ritrovati alla prima edizione del TG Flash di New Sicilia di oggi. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha parlato di massima attenzione e vigilanza del governo regionale sulla Lukoil e sull'area industriale di Priolo. Ha ringraziato il ministro Adolfo Urso e il ministro Fratin e l'intero governo nazionale per l'adozione del decreto ministeriale relativo agli stabilimenti ISAB che si concentra sulla protezione dei posti di lavoro, delle attività produttive, della salute e dell'ambiente. Nota negativa invece in merito alla questione caro voli. Schifani ha espresso la sua insoddisfazione riguardo alle risposte fornite da ITA, la compagnia aerea interamente a capitale pubblico, in merito alla questione. Il presidente della regione siciliana ha affermato che la battaglia per tutelare i siciliani continuerà finché la situazione non sarà definitivamente risolta. L'etichettatura dei prodotti alimentari a base di insetti deve essere più evidente per consentire ai consumatori di fare scelte informate, quanto ha affermato l'assessore regionale all'agricoltura Luca Sammartino dopo la seduta della Commissione delle Politiche Agricole in cui sono state discusse le proposte sulle informazioni nelle confezioni dei prodotti a base di insetti da parte dei Ministeri delle Attività Produttive e dell'Agricoltura. Partiranno a giorni i primi cantieri per la costruzione della strada Catania-Ragusa. Nella sede catanese dell'ANAS sono stati consegnati alle imprese aggiudicatarie i lavori dei 4 lotti in cui l'itinerario è stato suddiviso. L'opera prevede un investimento complessivo pari a 1 miliardo e 434 milioni di euro, importo che include il piano di monitoraggio ambientale in corso d'opera, gli oneri relativi alla sicurezza e quelli relativi al protocollo di legalità. Ed è tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti flash a mezzogiorno. A più tardi.